Tragico incidente a Mareno, ciclista di 63 anni muore schiacciato dalle ruote di un camion in una rotonda. Il cordoglio dell'Imoco Volley, di cui la vittima, Italo Perenzina, era uno storico tifoso. Era rientrato al lavoro da poche ore dopo il lockdown, un operaio di 49 anni di Asolo, stroncato da un malore in fabbrica, malgrado il disperato tentativo di rianimazione dei colleghi. Il Veneto sta andando verso la normalità, così il presidente Zaia mostra i nuovi dati sui contagi. Da domani, tra domani e sabato, nuova ordinanza sulle terme e negli ospedali post-Covid, nuove modalità di accesso. Monitoraggio della temperatura corporea della popolazione per conoscere meglio il Covid-19 è il progetto dell'Università di Padova, cui hanno deciso di aderire le Camere di Commercio del Veneto. Il caso del barista 45enne morto a Tovena durante una rissa, 2 fratelli indagati mostrano i video di quella sera che li scagionerebbero. L'udienza decisiva è rinviata causa Covid del 2021. Ha messo all'asta 3 dipinti per raccogliere fondi per affrontare l'emergenza Covid. Oggi il gallerista Brunello ha consegnato l'assegno al sindaco Conte. A Crocetta del Montello va in pensione lo storico barbiere del paese, che per ultimo taglio ha per la prima volta come cliente una donna, la sindaca Marianella Tormena. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli di stasera, ma prima ci colleghiamo subito con il nostro Lucio Zanato, che si trova in Consiglio Comunale a Treviso, dove c'è in corso il primo Consiglio Comunale con la presenza dei consiglieri e degli assessori. Decide di fargli un tampone. Lucio, buonasera. Buonasera ai telespettatori, buonasera ai telespettatori di Antena 3, buonasera a te Daniela. Come vedete in questo momento sta parlando il direttore del LUS 2, Francesco Benazzi, e sta facendo a tutto il Consiglio Comunale il resoconto di questi 3 mesi in cui l'ospedale ha rischiato addirittura di essere chiuso, come ha detto ai nostri microfoni. Racconta la storia dell'infezione nel reparto di geriatria e tutta l'evoluzione insomma di quello che è stato il coronavirus per quanto riguarda Treviso e in particolare il Cafoncello. Come vedete il Consiglio Comunale per la prima volta si è riunito nuovamente fisicamente dopo l'esperienza, chiamiamola digitale, e in questo momento potete vedere anche gli assessori che sono ben distanziati tra di loro, così vale anche per i consiglieri. Con Nicoletta vi facciamo vedere proprio le distanze che vengono mantenute per quanto riguarda appunto i consiglieri e anche gli assessori. Al centro invece c'è un microfono per quanto riguarda poi naturalmente chi deve prendere la parola, mentre sempre guardando indietro facciamo vedere, questo vale anche il distanziamento, vale anche per il pubblico. Come vedete i posti sono stati assolutamente diradati per appunto permettere anche al pubblico, naturalmente con numeri assolutamente chiusi, di poter partecipare alla seduta pubblica del Consiglio Comunale. Se Nicoletta riesce ad arretrare un attimo, faccio vedere anche che ci sono tutti i dispositivi per quanto riguarda la disinfezione, sia per quanto riguarda i consiglieri che per quanto riguarda il pubblico. Nel frattempo, come dicevo, il direttore Benazzi sta facendo la disamina appunto di tutta l'esperienza, di cui magari vi racconteremo domani nel corso del nostro telegiornale. Poi naturalmente gli ordini del giorno sono delle variazioni in bilancio e poi c'è anche una mozione, un ordine del giorno sulla giornata internazionale contro la violenza delle donne, con una proposta di un progetto di coordinamento istituzionale per le donne che escono da percorsi di violenza, un altro dei temi che purtroppo sono presenti in questo periodo di lockdown, e tante famiglie, tante coppie sono state costrette a rimanere all'interno di appartamenti con esperienze di violenza in famiglia importanti, e questo sostanzialmente è quello che sta svolgendo in questo momento in Consiglio Comunale. Se hai domande Daniela, se no restituisco la linea allo studio. No, ti lasciamo seguire questo Consiglio Comunale, poi ovviamente domani nel corso del nostro telegiornale il resoconto di quello che avrà detto sia il direttore generale sia i consiglieri durante questo primo Consiglio Comunale, lo ricordiamo, con la presenza degli assessori e dei consiglieri.
Dunque siamo al nostro bollettino regionale, bollettino della sera dei contagi. Sono 2 i casi positivi in più rispetto a questa mattina, quindi attualmente nella nostra regione ci sono 1949 persone positive, mentre 2142 si trovano ancora in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece i ricoveri, 139 sono le persone ricoverate in ospedale per il Covid-19, 7 si trovano ancora in terapia intensiva, 4 i decessi rispetto a questa mattina. Ed ora siamo invece alla cronaca, incidente mortale a Mareno di Piave, questa mattina a perdere la vita un ciclista di 63 anni, grande tifoso dell'Imoco Volley. Schiacciato da un camion che svoltava a destra all'uscita da una rotatoria, è morto così questa mattina alle 9:20 a Mareno di Piave il 63enne di Vazzola, Italo Perenzin. Era in sella alla sua bicicletta da corsa quando lungo la provinciale tra Vazzola e Conegliano, via Conti Agosti, si è trovato in rotonda con un mezzo pesante di una ditta di prodotti chimici condotto da un 61enne di Lodi che non si è accorto del ciclista che sopraggiungeva da dietro. Al momento di svoltare in via Ungaresca verso Ramera, Perenzin è finito sotto le ruote del camion, morendo sul colpo. Sotto shock l'autotrasportatore, così come i testimoni dell'incidente mortale, sulla cui dinamica stanno ora indagando gli agenti della Polizia Locale di Conegliano, coordinati dal comandante Claudio Mallamace. Difficile per il conducente del camion accorgersi del ciclista che sopraggiungeva. Quest'ultimo, a sua volta, non si sarebbe reso conto in tempo che il mezzo doveva svoltare. Sulla base dei rilievi e delle informazioni raccolte dai vigili, la Procura della Repubblica, che ha aperto sul caso un fascicolo per omicidio stradale a carico del camionista, vaglierà eventuali responsabilità. Per la tifoseria Imoco un nuovo lutto dopo la perdita di Paolone Sartori, morto ad aprile per Covid. Ora, si legge ancora nel post dedicato a Perenzin, ci sosterrai da lassù insieme al nostro capo ultra e a quanti prima di voi ci hanno lasciato. Ed ancora cronaca con la morte improvvisa di un operaio di 49 anni durante il turno notturno in fabbrica ad Asolo. Oltre 20 minuti il tentativo di rianimazione anche dei colleghi giunti subito in soccorso. Non è stata ancora stabilita la data dei funerali. È una notizia sconcertante perché quando si manca in questo modo senza nessun segno, senza nessun preavviso, non ci sono parole. Sentimenti del sindaco e sentimenti di tutta la comunità di Castelcucco, che questa mattina si è svegliata con la notizia della morte di Hermens Tessaro, 49 anni, operaio della Progress Profile di Asolo. L'uomo era al lavoro, turno notturno, quando poco dopo la mezzanotte scorsa si è accasciato a terra, quasi sicuramente colpito da infarto. Subito i colleghi hanno prestato i primi soccorsi con il massaggio cardiaco che è proseguito con l'arrivo immediato dell'ambulanza. Oltre 20 minuti nei quali i sanitari hanno tentato di tutto pur di rianimare l'uomo. Tutto inutile e per certi versi incomprensibile, visto che Hermens, come ricorda il sindaco, aveva un fisico atletico e non aveva mai accusato alcun sintomo cardiaco. Era un ragazzo d'oro, un padre di famiglia, un fisico atletico, una persona che non ha mai avuto nessun tipo di eccesso, nessun vizio, ma era uno sportivo addirittura, per cui continuava a giocare anche a calcetto, aveva una gran passione per il calcio. Lo ricordo anche nelle sue performance al torneo delle contrade paesano, che di anno in anno ha sempre partecipato con le varie squadre. È incredibile. Hermens Tessaro, originario di Pagnano d'Asolo, da molti anni viveva a Castelcucco in via Sant'Antonio con moglie e 2 figli in tenera età. Noi come comunità, come in altre situazioni, manifesteremo sicuramente la nostra vicinanza e tutto quello che c'è possibile fare, assolutamente non ci tireremo indietro per riuscire a dare quel sostentamento o quel supporto necessario per superare questo momento drammatico. Ed ora la consueta conferenza stampa del governatore Zaia. Il Veneto sta andando verso la normalità, ha detto il governatore, mostrando i nuovi dati sui contagi. Il governatore intanto ha annunciato che tra domani e sabato firmerà la nuova ordinanza. Non abbiamo avuto carichi nei ricoveri, questo è importante.
Non abbiamo avuto esplosioni nei contagiati. A 10 giorni esatti dalla vera e propria fase 2, dalla riapertura di molte attività, i dati sul contagio in Veneto sono incoraggianti. Dai tamponi effettuati non si registrano nuovi focolai. La quasi totalità sono positivizzazioni, tranne un paio di casi a onor del vero, sono positivizzazioni di cluster, di vecchi focolai, di contesti di RSA. Da 20 giorni poi non si rilevano casi di positività tra il personale ospedaliero e a proposito di nosocomi, anche per gli ospedali si entra a tutti gli effetti nella fase 2, ormai si va verso la normalizzazione del pregresso. La situazione delle riaperture è una situazione assolutamente che si sta andando verso la normalizzazione. Gli ospedali stanno andando più o meno tutti a regime. La Regione ha presentato 3 mini spot rivolti ai cittadini che illustrano le nuove modalità di accesso agli ospedali, ai pronto soccorso e alle attività ambulatoriali. Restano punti fermi l'uso delle mascherine e dei guanti e il distanziamento. Non è previsto un accompagnatore salvo in casi di disabili e minori. Per il pronto soccorso restano attivi il pre-triage e percorsi differenziati per casi Covid sospetti. Cambia un po' la filosofia di approccio. Intanto ormai da qualche settimana funziona che chiunque entri in ospedale per essere preso in carico, quindi nuovo degente, deve essere tamponato, quindi c'è il test e avete visto, viene considerato paziente Covid fino al momento in cui non arriva all'esito del test. Dal 15 giugno poi si dovrà rivedere anche il piano di monitoraggio della popolazione tramite screening che andrà ricalibrato in base ai dati epidemiologici. Zaia ha poi annunciato che entro il 1 giugno firmerà la nuova ordinanza. C'è la partita delle terme che stiamo ancora affinando, c'è la partita dei dispositivi e poi c'è tutta una serie di piccole partite che vanno assolutamente codificate con un'ordinanza. La stiamo già scrivendo, anzi potrei dire che è scritta all'80% per alcuni aspetti. Altro tema caldo, quello delle elezioni regionali. Nella notte c'è stata un'accesa videoconferenza tra i governatori delle 6 regioni che andranno al voto e il ministro Lamorgese. I presidenti hanno ribadito la richiesta di votare il prima possibile, istanza di cui lo stesso Zaia ha parlato nei giorni scorsi con il capo dello Stato Mattarella. Noi siamo convinti che la Costituzione non sia rispettata con questa modalità di convocazione delle urne. Nuovo capitolo poi nel botta e risposta a distanza con il professor Andrea Crisanti, che ha replicato ad un'intervista rilasciata dal presidente Zaia al Fatto Quotidiano. Il professor Crisanti è un'autorità. Se dopo è una colpa dire che la dottoressa Russo ha fatto il piano della cosa, che la professoressa Tacconelli si occupa delle malattie infettive, che la dottoressa De Silvestro si occupa del plasma, che il professor Navalese si occupa dei malati in terapia intensiva, che Flor fa il direttore generale dell'azienda ospedaliera, che io faccio il presidente della regione, che la Lanzarin fa l'assessore alla sanità, questo è quello che vi dica. Infine il punto sul grande ospedale donato dal Qatar al Veneto. Al momento, ha spiegato il presidente Zaia, mancano i posti letto e le attrezzature. Io ho sollecitato i nostri di rimandare un'altra lettera perché quando io ho ricevuto la prima telefonata e mi ha detto c'è questa opportunità, ve lo regaliamo, mi hanno detto con i letti, con le terapie intensive, con i 500 posti, cioè chiavi in mano. Resta nel limbo in questa fase perché non ci possiamo portare a casa 5.000 metri quadrati di tendone vuoto. Le Camere di Commercio del Veneto prendono parte ad un progetto dell'Università di Padova di monitoraggio della temperatura corporea della popolazione per conoscere meglio il Covid-19. Particolari termoscanner posizionati nelle immediate vicinanze delle Camere di Commercio del Veneto per rilevare la temperatura di chi entrerà nelle sedi ma anche dei clienti dei negozi vicini. Gli enti camerali prendono così parte al progetto Sea Sentinel, indagine epidemiologica dell'Università di Padova. La persona che passa qua vicino o a Belluno, no? Potrà venirsi a misurare la temperatura qui da noi e andarsene via. La misurazione anonima e su base volontaria della temperatura verrà trasmessa ad un centro di ricerca e servirà per avere un monitoraggio costante della temperatura corporea della popolazione per fornire ulteriori elementi di studio sulle dinamiche del Covid-19. I dati saranno disponibili anche agli esercenti dei negozi nei dintorni delle sedi camerali, i quali attraverso un'app potranno intercettare eventuali clienti con alterazioni febbrili senza doversi dotare di propri dispositivi dedicati. Il progetto, che prevede un investimento complessivo in tecnologia di circa 100.000 euro, è stato presentato nella sede della Camera di Commercio di Treviso, dove il presidente Mario Pozza ha fatto il punto sullo stato di salute delle imprese nel post-lockdown, portando l'esempio di alcuni imprenditori che sono stati in grado di investire e reinventare la propria attività. E anche lo stesso ente camerale si sta riorganizzando in questa fase 2, continuando a prediligere lo smart working. Abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro che fa un censimento, abbiamo fatto un censimento
delle attività lavorabili in presenza, telelavorabili, in modo tale che questo periodo che abbiamo vissuto di 2 mesi, i servizi che abbiamo reso non in presenza ma a distanza, siano mantenuti, perché vi devo dire che alcuni sportelli virtuali che sono molto più efficienti, la riorganizzazione della Camera di Commercio qua dentro si farà anche in relazione alle attività telelavorabili e smart workabili. Quindi gli spazi anche qui dentro saranno minori dei bisogni nostri. Avrebbero dovuto affrontare l'udienza decisiva il 9 marzo i fratelli Stella di Fara di Soligo, indagati per la morte nel maggio dello scorso anno a Cison di Valmarino del barista Alessandro Sartor, ma a causa dell'emergenza Covid dovranno aspettare ancora un anno. Nel frattempo hanno mostrato oggi i video di quella sera che dicono li scagionano completamente. Guardate la sequenza oraria anche, quindi capite anche i frammenti poi. 1:01 la discussione con questo terzo soggetto. Il testimone oculare non vede Francesco salire nel Q5, non può aver visto Francesco vicino a Sartor, quindi deve essere veramente chiaro a tutti che lei non può aver visto Francesco nemmeno vicino a Sartor, perché era dentro al bar. Mostrano i video Alberto e Francesco Stella della sera del 31 maggio del 2019, quella in cui fuori da un locale di Tovena morì il barista 45enne Alessandro Sartor. I video dicono che li scagionano da ogni accusa. Indagati per omicidio preterintenzionale, i 2 fratelli erano finiti in carcere con l'accusa di aver colpito Sartor e aver causato la caduta fatale, come avevano riferito alcuni testimoni. E invece l'autopsia aveva confermato che il 45enne era stato stroncato da un infarto. Il pubblico ministero Daniela Brunetti ha poi chiesto l'archiviazione del fascicolo. La famiglia di Sartor ha fatto opposizione. Il 9 marzo era prevista l'udienza decisiva, ma la chiusura dei tribunali per il Covid ha lasciato tutto in sospeso. Ora l'esame dei video, secondo gli Stella e il loro avvocato, chiarisce ogni cosa. È un cambiamento di giudizio, ce lo aspettiamo sì, perché comunque tutto quello che è stato detto era basato su racconti completamente falsi, finti, come ho detto prima, delle vere e proprie menzogne. Quindi i fatti sono completamente diversi. Francesco ha lasciato la piazza prima che Sartor cadesse e io ho lasciato la piazza dopo i soccorsi di Sartor. Sono circostanze oggettive, abbiamo sottoposto soltanto fatti, evidenze documentali oppure immagini non discutibili. Non è il momento di trarre conclusioni, le conclusioni arriveranno al momento debito. È stato un anno duro, un anno nel quale abbiamo vissuto con tanti problemi, sia a livello nostro di immagine, perché si è andato avanti fino a dicembre a leggere delle cose e continuiamo ancora a leggere delle cose che contro di noi, che sicuramente non ci fanno stare bene. Adesso sicuramente dopo la richiesta di archiviazione del PM ci sentiamo sollevati, ed era sicuramente l'unica piega che poteva prendere questa triste vicenda. È triste dover aspettare fino al 6 maggio del 2021 per avere una sentenza definitiva, però purtroppo non possiamo farci niente. Ancora cronaca, arresto in flagranza di reato per uno spacciatore. Carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Castelfranco Veneto impegnati nella frazione di Villarazzo. Arrestato in flagranza di reato un marocchino di 47 anni pregiudicato domiciliato a Castelfranco. Gli uomini dell'Arma lo hanno bloccato dopo che questo ha ceduto 3,5 grammi di eroina ad un acquirente della zona. Sottoposto a perquisizione personale domiciliare sono spuntati altri 260 grammi sempre di eroina già suddivisi in dose. Oltre a materiale per il confezionamento della droga, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Da ieri sono ufficialmente riaperti in tutta la Marca i parchi giochi dei bimbi. Stando alle prescrizioni, le strutture dovrebbero essere sanificate periodicamente. Sentite cosa pensa delle procedure un sindaco che è medico di base. Secondo il protocollo io dovrei ogni volta che un bambino sale passare lì e andare a pulire il gioco e a sanificarlo. Siamo fuori di testa. La riapertura dei parchi giochi per i bimbi secondo il sindaco medico Riccardo Szumski, che non ha nessun timore ad affermare.
un minimo di sicurezza c'è, ma non è che se noi nei parchi, in questo parco ad esempio, io ho aperto i giochi fregandomi della limitazione. Secondo Chomsky, insomma, la burocrazia ha preso il sopravvento sul buon senso comune e soprattutto sanitario. Purtroppo in mano ai protocolli e quindi dovremmo cercare di fare queste cose seguendo delle aberranti indicazioni di sicurezza da parte di autorità incompetenti. Vuol dire spendere un sacco di soldi per disinfezione, fare un sacco di aumento di spese. Che per le casse comunali significa non avere fondi, ad esempio, per le famiglie in difficoltà o per l'altro settore dedicato ai bambini, quello dei centri estivi. Noi stiamo da tempo organizzando i centri estivi che di solito però vengono svolti quando è terminata la scuola, non prima. È un'esigenza fortissima, io già ho scritto un mese e oltre fa al Ministro e alla Regione che le problematiche della ripresa della popolazione di andare a lavorare comporta un aumento del disagio per i piccoli bambini, senza lasciar perdere il lato psicologico della sofferenza che stanno avuto i bambini in questo periodo. Prima o poi lei diceva che c'è anche il problema legato alle cooperative. Ma certo, queste devono poter organizzarsi, avere un personale che è istruito su procedure nuove, perché bisogna aver dimostrare anche questo per poi poter fare, perché poi arriva il rappresentante dello Stato, cioè il delegato, il prefetto a controllare e se non c'è qualcosa, cos'è che si sono inventati? Sanzioni, sanzioni, sanzioni. Oltre alla miseria in cui siamo sprofondati, anche sanzioni, perché è questa la risposta dello Stato, non accompagnarti a riuscire a risolvere un problema, sanzionare. Chomsky che ironizza anche sulla loro reale riapertura. Da tempo che stiamo studiando il problema, aspettavamo solo di capire qual era il protocollo che veniva fuori per ultimo, il più gettonato. Quadri di artisti trevigiani messi all'asta per solidarietà, oggi in comune la consegna al sindaco del ricavato. Sono gesti davvero belli, gesti importanti che consentiranno alle famiglie di poter vivere con dignità. Nuova donazione al fondo comunale per l'emergenza Covid che ha già superato i 165.000 euro e che Cassugana utilizzerà per sostenere le numerose famiglie in difficoltà economiche. 1.310 euro ricavati dalla messa all'asta di 3 quadri di artisti trevigiani, Nando Coletti, Aldo Brunello e Antonio Righetti, dal gallerista di Borgo Cavour Enrico Brunello. Un'asta solidale che ha avuto successo e ha raggiunto l'obiettivo. Un interesse veramente che non pensavo fosse così e direi che se potevo portare avanti il termine delle offerte avremmo raggiunto una cifra diversa, perché continuano a telefonare. Per questo Brunello, insieme al consigliere comunale Matteo Marin, lavora anche a future iniziative. Abbiamo pensato che questa possa essere una scintilla per incendiare la paglia della solidarietà. Questi soldi dovranno andare a gente che ha bisogno. Il sindaco sa perfettamente tutte le persone, o perlomeno che possono aver bisogno, è lui che deciderà. Trevigiani che però vogliono solo quello che gli spetta, come la signora che, incerta sulla correttezza del procedimento online per chiedere il buono spesa, ha presentato anche la richiesta cartacea, col risultato che le sono stati erogati 2 buoni e lei si è presentata in comune a restituirne uno. Ha rinunciato a 70 euro che comunque gli sarebbero arrivati in modo doppio, quindi credo un grande gesto di onestà, di civiltà e soprattutto di altruismo nei confronti di chi ha potuto usufruire quegli altri 70 euro perché effettivamente aveva bisogno. Nasce nella Marca trevigiana il distretto del cibo, l'idea promossa dal GAL, il gruppo di azione locale, è stata abbracciata dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno e dalle associazioni di categoria del mondo agricolo. In un momento come questo è importante parlare con una sola voce di progetti coordinati e concreti. È nata così l'idea promossa dal GAL, il gruppo di azione locale, di costituire il distretto del cibo della Marca trevigiana. Questa emergenza sanitaria ha messo a dura prova comparti che prima erano in assoluta ascesa, oggi bisogna fare sistema. A parlare l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Panna. Noi dobbiamo fare ancora più sistema, ancora più rete e essere qui e promuovere una rete di imprese, di produttori insieme alle comunità, ai sindaci, alla regione e fare una promozione unica adesso diventa indispensabile.
Il distretto si propone di svolgere un ruolo strategico nell'integrazione delle diverse attività agricole e agroalimentari del territorio e anche con i settori funzionalmente complementari. Il turista dei prossimi mesi che visiterà i territori della provincia di Treviso, hanno spiegato, è un turista che si caratterizza per un approccio esperienziale che ricerca nei viaggi generalmente brevi la dimensione culturale dei luoghi visitati, cercando di entrare in contatto con tradizioni e modi di vita delle comunità locali, dal paesaggio ai beni artistici fino ai prodotti enogastronomici, passando per cultura e tradizioni locali. Fra gli obiettivi del distretto la creazione di uno strumento innovativo di governance pubblico-privato per la promozione dei prodotti tipici di qualità della marca trevigiana, favorire la vendita diretta e l'accoglienza di qualità nelle aziende, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e individuare possibili misure di finanziamento su fondi strutturali che possano contribuire allo sviluppo del distretto. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, ora andiamo a Crocetta del Montello dove chiude il barbiere del paese che per tagliare idealmente un'ultima volta i capelli ai concittadini ha invitato a sedersi sulla poltrona tra schiuma da barba e brillantine la sindaca Marianella Tormena. Buongiorno, c'è il sindaco. Carissimo. Ascolta, ciao. Ci possiamo neanche dare la mano. È iniziato così l'ultimo taglio di Luciano, il barbiere di Crocetta, che per l'occasione ha convocato il sindaco in qualità di rappresentante della comunità, alla quale, prima della pensione, ha voluto idealmente regalare un taglio a tutti e tutte indistintamente. Quanti anni di attività? Qua a Crocetta 46, Wow, pensa del marzo del 74. Una storia di immigrazione, quella di Luciano Paternoster, esule prima a Trieste, poi in Sicilia, dove ha preso l'arte della forbice e del rasoio, che poi ha portato in Cadore. E come tante altre storie, il salto per un negozio tutto suo arriva con Crocetta, qui i ricordi più belli e commoventi. Nostalgia tanta, perché è una vita... La porto umano con la gente, l'amicizia, perché dopo il cliente diventa un amico. Una mano leggera quella di Luciano il barbiere sui capelli della sindaca. Che vai? Pensa a capelli, pensa a teste. Pensa a teste che passa per mano. Fantastico. Sindaco, cosa si prova a farsi tagliare i capelli da un barbiere? Beh, è la prima volta e francamente in questo caso particolare sono proprio onoratissima. Alla fine, dopo il Luciano, ringraziamento di tutta la comunità fatto dal sindaco e le fotoricordo, è inevitabile la commozione prima di abbassare per l'ultima volta la serranda. Mi dispiace tantissimo abbandonare il lavoro, ma mi sono commosso, allora, scusa. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In libreria per Rubettino il mondo che rinasce, la nostra vita dopo la pandemia, curato da Andrea Ferrazzi, direttore generale di Confindustria Belluno Dolomiti, riflessioni sul mondo che verrà dopo l'emergenza Covid-19. Era necessario capire e rendersi conto che gli eventi che stavamo vivendo avrebbero segnato una cesura storica e quindi era giusto capire o cercare di riflettere su che cosa sarebbe cambiato nella nostra vita, nel nostro modo di lavorare, di vivere, di rapportarci con gli altri. 20 esperti in 15 saggi affrontano il post-pandemia dai loro osservatori nel volume Il mondo che rinasce, curato dal direttore generale di Confindustria Belluno Dolomiti Andrea Ferrazzi, in libreria per Rubettino. Dall'analisi di questa drammatica esperienza emerge un mondo che vedrà accelerate alcune delle dinamiche che erano già in atto. Ma come abbiamo vissuto e che cosa cambierà questa drammatica esperienza? La pandemia finirà per accelerare queste dinamiche, resta da capire come ne usciranno le persone, se ne usciranno cambiate in meglio o, come alcuni temono, in peggio, quindi più rancorose, più chiuse e con ancora più paura del futuro. La lettura offre la riflessione collettiva delle voci più autorevoli dell'economia, della sociologia, della scienza politica, del giornalismo e della comunicazione, che Andrea Ferrazzi ha coinvolto per guardare al futuro con occhi nuovi, per cogliere nuove opportunità.
La digitalizzazione è sicuramente uno di questi fenomeni, ma anche la deglobalizzazione, quindi la possibilità del reshoring, di riportare nei territori alcune delle lavorazioni che attualmente sono state delocalizzate, ma anche il tema della sostenibilità, che forse è il tema principe che unisce tutti questi saggi, perché i territori di montagna ben si prestano a essere laboratori di nuovi paradigmi di sviluppo. La prima del volume questa sera in diretta nei canali social di Andrea Ferrazzi su Facebook e YouTube e sulla pagina Facebook di Confindustria Belluno Dolomiti, alla presenza del Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. L'intero ricavato della vendita del volume sarà devoluto all'associazione Onlus SOS Villaggi dei Bambini, che lavora in Italia e nel mondo per garantire a ogni bambino il diritto di crescere sereno e in salute in un ambiente familiare accogliente e di sviluppare pienamente le sue potenzialità. Ed ora invece torniamo a Treviso, in Consiglio Comunale, dove per noi ci sono Lucio Zanatto, che dovrebbe essere insieme al sindaco di Treviso, Mario Conte. Lucio, buonasera. Buonasera di nuovo, buonasera a te Daniela, buonasera ai telespettatori del telegiornale di Antenna 3. È finito il resoconto del direttore Benazzi, sono con il sindaco Mario Conte che tiene la mascherina perché il direttore Benazzi ha detto dobbiamo mantenere le regole se non vogliamo tornare indietro. Sì, assolutamente, siamo comune Covid free, però dobbiamo mantenere questo status che ci siamo conquistati comportandoci bene nella fase 1, nella fase 2, e quindi non è certo una mascherina che deve spaventarci, anzi deve essere un gesto di responsabilità nei confronti delle persone che ci stanno vicine. Continuiamo a stringere i denti, ringrazio il direttore Benazzi perché noi abbiamo voluto stringerci in un abbraccio virtuale, cioè abbiamo portato l'abbraccio, il ringraziamento della comunità attraverso il Consiglio Comunale a Benazzi e a tutti gli operatori, i medici, gli infermieri e tutte quelle persone che in questa quarantena non si sono fermate e hanno continuato a lavorare. Oggi è bello parlare di Treviso comune Covid free. Ed è bello anche rivedere il Consiglio Comunale finalmente nuovamente dal vivo. Avete fatto l'esperienza del digitale come molti altri, però tornare a Palazzo di 300 è tutt'altra cosa. Sì, assolutamente, l'emozione di vedersi, confrontarsi, anche litigare di persona con le opposizioni, il confronto con la maggioranza è alla base della democrazia, è il bello della politica, e credo che però i trevigiani devono essere orgogliosi di tutti i loro rappresentanti che siedono qui a Palazzo di 300 perché hanno portato avanti con grande impegno le istanze dei territori anche in questa fase delicata di pandemia. C'è stata qualche difficoltà per mantenere le distanze? No, assolutamente, il distanziamento sociale è stato rispettato sia da parte della Giunta che dei consiglieri e il confronto c'è stato in assoluta serenità. Un altro passo verso un ritorno alla normalità? Sì, assolutamente, quella normalità che tanto abbiamo desiderato e che dobbiamo anche imparare ad apprezzare, cioè quindi non diamola più per scontata come facevamo fino a 100 giorni fa, ma dobbiamo apprezzare ogni momento, ogni emozione che noi viviamo. Senta, una battuta va per il prossimo fine settimana, cominciamo già da giovedì perché noi siamo venuti, abbiamo visto c'è gente in giro, c'è il rispetto delle regole, però quando poi si arriva più in là verso l'orario, verso la mezzanotte, qualcuno sgarra. Però credo che i trevigiani dopo il primo giorno di euforia e qualche scivolone francamente che c'è stato, poi in realtà sono rientrati subito nei ranghi e hanno assunto un atteggiamento responsabile e di grande rispetto nei confronti delle persone che anche oggi non ci sono più, e quindi sono convinto che questa azione che noi stiamo facendo di sensibilizzazione ha dato i suoi frutti, ma i trevigiani sono stati davvero straordinari nel capire l'importanza del distanziamento sociale e dell'utilizzo della mascherina. Bene, se non ci sono domande da studio io restituisco la linea e do appuntamento a domani sera sul telegiornale per il resoconto del Consiglio Comunale per la prima volta dopo oltre 3 mesi nuovamente dal vivo. Grazie Lucio, grazie anche al sindaco Mario Conte, grazie e buon lavoro. Grazie a te e buona prosecuzione della serata. Dunque torniamo ora nel bellunese. Dopo oltre 2 mesi di chiusura a Feltre riaprono il Museo Civico e la Galleria Rizzarda. Abbiamo riorganizzato l'offerta culturale della città, dice l'assessore alla cultura Alessandro Del Bianco. Da sabato visitabile la mostra Carta, Fuoco, Macerie, prevista a marzo e rinviata a causa coronavirus.
Rigoroso distanziamento fisico, contingentamento dei visitatori, obbligo di accesso alle strutture con mascherina indossata correttamente e sanificazione delle mani prima dell'ingresso. Sono le novità previste per la riapertura dei musei che segnano, fino a nuove indicazioni, anche la riorganizzazione dell'offerta culturale della città di Feltre. Riparte da sabato l'attività museale, riparte con 2 mostre. Ovviamente in questi mesi abbiamo dovuto riorganizzare quello che avevamo inizialmente previsto in termini di offerta culturale, però la ripartenza con 2 mostre di livello museale all'interno dei nostri contenitori sicuramente sarà una ripartenza importante. È una prima fase in attesa della presentazione del pacchetto estivo delle proposte culturali di Feltre. Da sabato porte aperte al Museo Civico e alla Galleria Rizzarda. In quest'ultima riparte la mostra dedicata a Dianora Marandino, la stilista fiorentina che ha vestito le dive degli anni 50 e 60, interrotta a poche settimane dall'inaugurazione, mentre il Museo Civico propone Carta, Fuoco, Macerie, prevista a marzo e sospesa ancor prima della vernice. L'occasione per immergersi nella ricostruzione di Feltre dopo la distruzione terribile del 1510 attraverso gli strumenti d'archivio, quindi i registri, gli estimi, i libri del Consiglio, che Matteo Melchiorre, grande studioso di storia non solo locale. Una mostra che racconta un momento di grande difficoltà che Feltre ha saputo superare e che oggi nel post-Covid si propone come un auspicio per i nostri tempi. Tutto questo mentre la cittadella è interessata da una serie di cantieri che ridisegneranno l'immagine del centro storico. Abbiamo avuto in questa fase da un lato il tema del Covid che ci ha bloccato su molti aspetti, tra cui anche quelli dei cantieri, quindi sono ripartiti tutti in queste settimane, tutti i cantieri del centro storico, e sono veramente tanti. Se ne apriranno altri nei prossimi giorni, penso agli interventi sulle fontane lombardesche. Bene, ora siamo alla nostra rubrica Bimbi in TV, quindi guardiamo insieme le immagini e i video che ci avete spedito dei vostri bambini. Davvero bellissime le immagini di questi bambini, allora continuate a mandarci i vostri video con Bimbi in TV, vi chiediamo di mandarceli via WhatsApp al numero 351 1755 340, lo ripeto 351 1755 340, non semplici foto ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale, storie, giochi e passatempo dei bambini che potranno diventare così, se lo vorrete, energia per tutti. Questa era l'ultima notizia, io vi lascio ovviamente le nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Un nucleo instabile proveniente dai Balcani sfiora il nostro territorio, dove comunque il tempo rimane in prevalenza buono, ma vediamo nel dettaglio la situazione di venerdì 29 maggio. Sul Veneto fino al primo mattino non si escludono residue precipitazioni a carattere sparso, specie sulla pianura sud-occidentale. Ampio soleggiamento invece a partire dal pomeriggio, ma in montagna avremo ancora frequenti annuvolamenti anche con qualche acquazzone. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 24 gradi. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia e Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto, anche qui però dal pomeriggio saranno possibili dei rovesci sui settori montuosi. Temperature minime fino a 14 gradi, massime invece tra i 20 e i 23 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo con tanto sole ovunque, locali addensamenti e qualche temporale, specie nella seconda parte della giornata. Temperature minime sugli 11 gradi, massime invece fino ai 24 gradi.
Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.